Buonasera ragazzi, oggi proprio un vento pazzesco, vola quasi di tutto come potete vedere ragazzi. Stamattina un albero è caduto e poi ancora ci sta un ramo a terra come potete vedere ragazzi, abbastanza diciamo grande, vedete? L'ha proprio portato via ragazzi, diciamo il vento. Quindi diciamo che non è proprio piccolino questo ramo, quindi l'ha portato, anzi l'ha stracciato proprio, quindi molto grande, guardate. Quindi il vento proprio. Ciao Jasmine, vedi il vento, guarda, proprio l'ha staccato proprio dalla pianta qui. Vedi, è abbastanza grande ragazzi, guardate quanto è lungo. E guarda il vento che è combinato, ha stracciato quasi, non dico un albero, ma poco ci mancava qua. Proprio è bello grande grande, va. Sotto casa, va. Diciamo che non è un ramoscello ragazzi, eh. Cioè bello grande grande. E il vento forte proprio. Ciao pure a te, si va. Quindi un vento pazzesco. Eh sì, adesso eccolo qua, un pezzo di abete. Stamattina invece è caduto, ha sradicato un albero piccolo, diciamo, ma era una quarantina di centimetri quello lì, più grande. Adesso stavo camminando e ho visto questo a terra, ho detto mo devo fare il video allora, devo far vedere che vento butta qua. L'ha stracciato da qui, diciamo. E pure a te Alessa. Mauro, ma secondo me non è quel caldo che hanno detto loro, l'ho detto stamattina, eh. Hanno esagerato un po', forse troppo, quindi aumenta di 2-3 gradi, che mica possiamo dire eh, caldo, dai, anche perché sarebbe poco, 2-3 gradi. Qua sta a 55 qui. Però sai che cos'è? A volte fa delle sfuriate e straccia tutto questo, capì? Diciamo che improvvisamente fa come delle sfuriate, tipo come il mare, no? No, no, qua ora sembra che diciamo è calmo, però improvvisamente poi e fa una diciamo tirata di vento. Sì, credo di sì. Sì, sì ragazzi, diciamo che qua ancora un po' giorno, diciamo un altro po' è tramontato, ma fa freddo proprio. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo dopo perché qua fa freddo, quindi ho voluto fare un attimo questa ripresa, diciamo, di questo, diciamo, pino che si è staccato da qua. Ciao pure a voi ragazzi, buona bevana anche a voi, quindi ci sentiamo dopo sul canale perché qua fa troppo freddo io. Ciao a tutti ragazzi.